Bene, così l'abbiamo preannunciato, lui è l'ideatore di questo brano, l'arrangiatore, colui che ha creato appunto il remake Ragione e Sentimento, questa volta cantato da Lapina, featuring Emiliana Cantone. Abbiamo in linea con noi Emiliano Pepe. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma che meraviglia, Ciao Emiliano. Emiliana, ciao Armando. Ciao Emi. Beh, è una cosa meravigliosa, Ciao. tra l'altro stiamo mandando in onda la tua foto con la Pina, meravigliosi più che mai. Sto bene? Stai Sposini benissimo. proprio. Sposini, questa era la foto quando avete partecipato a Pechino Express, programma molto famoso di Rai 2, dove siete stati pazzeschi, e se ti dico io pazzeschi è la verità. Allora, Emiliano, Ragione e Sentimento, grande successo sui social, molto richiesta anche qui in radio perché noi la passiamo regolarmente come nella playlist. Ma raccontaci com'è nata questa cosa. È nata che è legato anche al fatto che io e Pino ci siamo messi insieme e ci siamo sposati. Ecco. Guarda quanto è importante questa canzone. Perché abbiamo iniziato a lavorare insieme, che lei voleva fare il suo nuovo album, che poi non è mai stato fatto. Sì. Questa era una canzone del progetto e lei mi disse: ma io lo so che vorrei fare, sono pazza di Ragione e Sentimento di Maria Nazionale. Io ho detto: Madonna, sono pazza anche di quel pezzo, sai? Poi quando ci sono queste cose in comune, che come una canzone eccetera, è tanta roba, no? Sì, certo. Capito? Già capisci che c'è del feeling tra due persone. E ero pazzo di questa cosa, di questa idea che aveva avuto lei, che alla fine ha avuto lei, l'idea di fare il remix. Perché in effetti l'idea è partita da Pina, questa... Sì, ok. sì, perché le piaceva il pezzo e poi praticamente la parte parlata di Maria assomigliava a un rap. Certo, E quindi, assolutamente. sì, e quindi c'era quel gioco là. Che voi chiaramente siete già esperti per anche la musica che comunque proponete, no? La musica per la quale tu lavori, e quindi era più facile creare questo passaggio, diciamo. Sì, esatto. Poi mi è venuto abbastanza facile creare una versione, diciamo, più attuale, perché il pezzo era già molto, molto avanti. Assolutamente sì. Meraviglioso. Emiliano, sono arrivate anche delle critiche su questo brano, perché tu sai che gli amanti della musica classica napoletana, quella della Maria Nazionale, chiaramente forse non hanno gradito subito l'intervento della Pina in questo brano, e anche quello probabilmente di Emiliana Cantone. Tu cosa vuoi dire a proposito di questo? Poi dopo parliamo delle delizie dopo, ma adesso vediamo le croci. No, hai ragione, ma comunque ci sta, cioè, abbiamo toccato un classico importante, un pezzo meraviglioso che tutti conoscono con la voce di Maria e lo conoscono così. Era rischioso e ci siamo presi i rischi, però perché non provare, perché non farle queste cose? E poi è stato veramente un omaggio a quel pezzo, quindi ma ci sta che comunque la gente lo prende male. Vabbè, se succede sempre questo, no, ma assolutamente sì, anche perché purtroppo lo sai, ogni volta che ci si mette in gioco per qualsiasi ragione, succede sui social network con una fotografia, figuriamoci un brano musicale che già comunque poi due personaggi forti, perché sia Emiliana che Pina non è che hanno un solo follower o due follower, quindi è anche normale, no, che si creava questa cosa. E invece... Ma certo, ma ci sta, fa parte del gioco. Assolutamente sì. Invece le cose belle e con le soddisfazioni che stai avendo con questo brano, un po' anche tutti i tuoi collaboratori, perché so che tu ti sei affidato a personaggi veramente top del settore dello style come Andrea Mara, poi avete lavorato con Luca Tommassini che è coreografo di X Factor, cioè voglio dire, non è che vi siete proprio improvvisati, risparmiati, no? No, davvero abbiamo utilizzato delle persone che del loro mestiere sono ad altissimi livelli. Appunto c'è stato Andrea Mara che non ha fatto solo lo stylist ma anche tutta la direzione artistica del video, e poi Luca è intervenuto perché io avevo dei dubbi perché ho realizzato anche la regia del video, avevo dei dubbi finali che lui da quel grande professionista che è bravissimo, è un genio, mi ha
mi ha un po' levato, no? Mi ha Certo, ti ha aiutato dato una finire, sì. mano. No, ma poi voglio dire, Sì. Luca, sono anni e anni che fa questo lavoro, Eh, quindi è normale, non poteva essere diversamente. no, E Milana, infatti. una domandina che vuoi fare al tuo, a colui che ha creato questo brano? Cosa vuoi chiedere, No, Emiliano? intanto io sono contenta, ecco, perché al di là della partecipazione, come ho detto prima, sono contenta perché siamo mangiata la musica napoletana e quindi è un modo per aver esaltato la nostra città, perché ovviamente anche Emiliano è napoletano. Quindi questa è la cosa che mi fa piacere di più, oltre al fatto di aver collaborato, perché comunque Emiliano sa bene che magari a Napoli c'è sempre una vasta scelta di artiste anche donne, per cui mi rendo conto che era anche difficile, di grande responsabilità fare un pezzo di Maria Nazionale, perché comunque qui è un'icona. Infatti, come dicevo a Jenny, io mi sono tenuta in quella che era, insomma, la linea semplice relativamente della canzone, non storpiandola o mettendoci troppo di personale, perché ecco, il pubblico diventa molto suscettibile, è come se io dovessi fare una canzone di Pina, per dire rap, Certo. sicuramente, anche se la dovessi fare meglio, per dire, ovviamente il pubblico osanna Certo, quella che è certo, quello il successo. che è stata lei. E invece, Emiliano, qualche altro progetto sempre napoletano? Perché so che tu sei molto vicino ai cantanti napoletani e quindi spesso ci collabori. Che cosa hai preparato, oltre a questo brano Ragione e Sentimento che stiamo ascoltando? Guarda, noi stiamo cercando di creare questa connection tra Milano e Napoli, che è un po' Napoli e il nord anche, no, in generale. Assolutamente. Io ho scritto il pezzo per Gue Pequeno del suo ultimo album con Rosario Ah, Miraggio. quindi l'hai scritto tu? Bellissimo, sì. Si Beh, chiama come me, tra parentesi, come a me. ecco, sì. Dimmi. No, dicevamo, no, ti facevamo i complimenti per questo brano, l'abbiamo passato prima, quindi io ricordavo che c'eri tu. E hanno scritto anche Signorita, giusto? Sì, esatto, Signorita. Con Signorita. sempre Rosario con i Club Club Dogo. Dogo. E Club Dogo. Però quello fu un grande lavoro di Checco e di Checco D'Alessio. Checco Noi abbiamo D'Alessio, fatto certo. il testo, sì. Ma fammi capire, questa connessione tra la musica rap e la musica napoletana, perché io amo definirla così, io odio quelle persone che dicono neomelodica, io preferisco dire napoletana. Ecco, Ok, come... lo prenderò anch'io come... Assolutamente sì, perché noi siamo napoletani e non siamo neomelodici. Allora, no, vabbè, comunque, a parte questo, no, dicevo, come mai questa spesso capita la connessione tra il rap e la musica? Perché esiste il rapper snob e quello invece vicino alla musica Underground, napoletana, secondo underground, infatti. Ecco, tu come lo spieghi? Tu devi sapere che Pina voleva fare assolutamente questo pezzo, era pazza di Emiliana, siamo pazzi di Emiliana. Gue Pequeno voleva assolutamente fare un pezzo con Rosario Miraggio, è pazzo di lui. Ci sono alcuni rapper, in questo caso un po' più illuminati, che capiscono che la musica napoletana è il reale rap, il reale soul, è la cosa più vicina alla musica nera che loro vogliono fare. È Non so vero. No, sei stato chiarissimo, infatti questo è un discorso che proprio noi abbiamo sposato, se così mi posso dire, proprio il fatto di unire un po' tutta la musica napoletana in una sola radio, cioè senza porci dei limiti, no? Perché siamo tutti napoletani e quindi tutto va ascoltato e tutto va apprezzato. Sì, poi fai una selezione rispetto all'anima del pezzo, no? Poi di quale genere sia, credo non sia importante, no? No, se c'è assolutamente. l'anima solo, se il pezzo è bello, non supera tutti i generi. Assolutamente e loro sì. sono alcuni rapper, in questo caso dire rapper perché sono proprio loro che fanno questa cosa, sono pazzi della musica napoletana e la vedono come il vero soul, la vera musica black. E noi siamo La cosa più vicina alla musica black. E noi siamo molto contenti di questo. Emiliano, noi ti ringraziamo tantissimo per questa diretta telefonica. Poi presto avremo anche la Pina in diretta con noi, così almeno sentiamo anche dalla sua parte un po' quello che pensa di questo brano. Esatto. Saluta, io spero che insomma questa collaborazione che abbiamo fatto possa aprire, ecco, altri progetti, non solo con me, voglio dire in generale, ecco, perché ormai l'attenzione sulla musica napoletana c'è. Sfruttiamola alla grande, visto che Certo. ecco, in questo caso
grazie a questa collaborazione si è sdoganata un po' non solo la canzone ma anche il genere, quindi ti ringrazio perché grazie a questa partecipazione il mio nome sta girando anche in ambienti che comunque, ecco, a Napoli è difficile più raggiungere, quindi ti ringrazio. Guarda, non per fare solo complimenti, ma siamo pazzi che tu hai fatto questa cosa. Noi siamo pazzi di te. E poi ho conosciuto degli amici, grazie. Ciao Emiliano, Ciao. grazie mille. Ragazzi. Alla prossima, Ciao. ciao caro, Ciao. grazie Ciao. mille.